Maria sia regina di ogni cuore e della nostra comunità diocesana. L'invito del Vescovo nel 250° anniversario dell'incoronazione dell'icona di Nostra Signora dell'Orto. Una nuova sede per la Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto. A Chiavari inaugurati i locali che si trovano accanto alla cattedrale. Concluse le celebrazioni giubilari a Levi per il centenario di Nostra Signora della Guardia, un cammino di crescita nella fede per la parrocchia di San Rufino che rinnova l'affidamento dei giovani a Maria. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure radunate in riva al mare per iniziare l'anno pastorale con la celebrazione della messa nella suggestiva Piazza del Sole, distribuito un pieghevole con le principali iniziative. Benedetto il nuovo tabernacolo della chiesa di Nostra Signora della Speranza a Francolano. Il vescovo Tanasini ha auspicato che possa incentivare il desiderio di stare vicino all'Eucarestia. I campioni del cuore, squadra di calcio di politici e sacerdoti, hanno incontrato il Papa, un momento informale e cordiale in occasione della partita di solidarietà contro la rappresentativa dei dipendenti vaticani. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini ha presieduto la Santa Messa nel 250° anniversario dell'incoronazione dell'icona della Vergine con il Bambino. Da parte di Monsignor Alberto Tanasini un invito a riconoscere Maria come regina del cuore di ognuno e come regina della nostra comunità diocesana. Era l'8 settembre del 1769 quando l'icona di Nostra Signora dell'Orto venne incoronata. La celebrazione, presieduta dall'allora arcivescovo di Genova Giovanni Lercari, venne suggellata dal suono di tutte le campane della città e dalla sparata a salve dalla sommità del castello. La corona, sistemata sul capo della Vergine e del Bambino, venne concessa dal Capitolo Vaticano su richiesta corale della Reggenza del Santuario, del Senato della Repubblica e dell'Autorità Civica di Chiavari, e corale fu la partecipazione al gesto, preceduto da 8 giorni di preparazione. Monsignor Alberto Tanasini ha ripercorso brevemente quella giornata, celebrando l'Eucarestia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto nel 250° anniversario, davanti alle autorità civili e a molti fedeli. Un gesto, quello dell'incoronazione, che significa riconoscere Maria come regina, ha spiegato Monsignor Tanasini. Di più, significa riconoscere Maria incoronata, sebbene in abiti popolari, regina della comunità. La sovranità di Maria non è la sovranità del mondo, è la sovranità dell'umiltà, è la sovranità della madre, è la sovranità di chi si prende cura, di chi usa, esprime meglio il suo potere, la sua potenza, quello che ha ricevuto da Dio per noi. Il gesto di Maria, raffigurata nell'icona nell'atto di sostenere il braccio del figlio benedicente, si ripete anche oggi, ogni giorno, in ogni circostanza dell'esistenza. Di qui l'invito del Vescovo a rinnovare quella devozione. Nel cuore ciascuno di noi prenda quelle corone e le ponga sul capo della Vergine. Ognuno di noi faccia questo gesto nel suo cuore e dica: tu sei la mia regina. Io voglio essere guidato da te. Nel corso della celebrazione il Vescovo ha presieduto il rito per l'ammissione agli ordini sacri di 4 persone, 4 fedeli della nostra diocesi che hanno così compiuto il primo passo formale nel cammino verso il diaconato permanente. Si tratta di Mario Mendicino della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, maresciallo dei Carabinieri a riposo, Pietro Gianelli della parrocchia di San Massimo a Rapallo, imprenditore, Francesco Chiola di Rapallo, insegnante che presta servizio pastorale nelle parrocchie di Tasso, Boasi e Vallebona in Val Fontana Buona, e infine di Gerardo Prato, geometra in pensione della parrocchia di Bacenza a Chiavari. E nel giorno dell'anniversario dell'incoronazione dell'icona di Nostra Signora dell'Orto c'è stata anche l'inaugurazione della nuova sede per la Società Operaia Cattolica intitolata proprio a Nostra Signora dell'Orto. Vediamo.
quando abbiamo fatto i 130 anni dell'operaio avevo detto che era indispensabile per il prosieguo della nostra società una sede, anche piccola, e un rinnovo generazionale. Ora mi pare che con questo abbiamo già fatto un passo importante, abbiamo un posto di aggregazione dove i soci possono venire e anche nuovi soci possono partecipare. Una società piccola, silenziosa, ma che lavora tanto e tanto fa sia per la chiesa cattedrale ma anche proprio per la città. Ma direi che interpreta un po' quello che è il suo presidente, perché a me piace essere sul campo, mi piace operare, sono così, è la mia natura e purtroppo alla mia età è difficile che si possa cambiare. Quindi la società è una società silenziosa ma operante. Quali gli auspici che il Presidente fa per l'associazione per il futuro? Gli auspici sono di progredire sempre di più. Ora facciamo due momenti importanti, il pane benedetto e la pesca di beneficenza, e mi auguro che nuova linfa e nuovi soci abbiano altre iniziative, nuovo Presidente, perché come ho già detto nel 2021 io non mi candiderò più, quindi perché io ritengo che nuove persone abbiano nuove idee e nuove energie. Certamente è una giornata importante per Chiavari, non solo per il mondo cattolico di Chiavari, ma per l'intera comunità di Chiavari. Una società che già viveva da 140 anni e che oggi con questa sede certamente aumenterà il servizio nella città di Chiavari. Se le società operaie cattoliche continueranno su questa ombra di cammino, certamente daranno ancora del frutto. Ora andiamo nelle parrocchie ed iniziamo da Levi, dove si sono concluse le celebrazioni giubilari in occasione del 100° anniversario dell'intronizzazione della statua di Nostra Signora della Guardia nella chiesa parrocchiale di San Rufino. Un momento di memoria, ma anche di ripensamento del proprio cammino di fede rafforzato dalla celebrazione di questo anniversario. Un secolo di presenza della statua di Nostra Signora della Guardia nella chiesa di San Rufino di Levi, un periodo lungo che tuttavia è partito da un cammino di fede antecedente e che si è rinnovato nelle celebrazioni giubilari organizzate nella parrocchia. Per la comunità parrocchiale di San Rufino credo che sia stato un tempo di ripensamento del proprio cammino di fede. Credo che a volte le date, le tappe ti danno anche, come dire, l'occasione per risvegliarti da quello che è un cammino che si può dare per scontato o può aver perso anche motivazioni e freschezza. E credo che per diverse persone questo sia stata una tappa non banale e quindi mi sembra che sia stato anche un periodo di benedizione per la comunità. Sicuramente per tutti è un invito a rinnovare la nostra fede. Sì, certamente. Le feste che noi siamo chiamati a vivere non devono essere gesti banali, ma devono essere sempre momenti di ascolto, momenti dove lasciarci visitare dalla gioia dell'incontro con Dio. La festa è prima di tutto questo, no? E poi si condivide la gioia anche attraverso le cose più ordinarie, le cose più semplici, anche le cose più gradevoli, no? E quindi in mezzo a tante cose c'è stata anche questa edizione straordinaria del bollettino parrocchiale delle 3 parrocchie, da 100 anni sotto la tua protezione. Sì, è un'occasione unica questa. 100 anni sono veramente un simbolo non scontato. E ritornare a quello che era 100 anni fa è impossibile, perché io l'ho scritto anche in quello che ho messo nell'articolo, io non sono neanche capace di pensare come poteva essere la vita 100 anni fa. Sono però convinto che quello che dentro al cuore dell'uomo c'è oggi è lo stesso che c'era 100 anni fa. Poi magari viene tradotto in modi diversi, però i desideri
bisogni, le attese, le speranze e le gioie sono le stesse, così come la fede è la stessa, perché poi il rapporto con Dio non scade col passare del tempo, è sempre nuovo. Nel giorno della festa sono stati invitati tutti i parroci che hanno guidato la comunità negli ultimi anni. A presiedere la liturgia pomeridiana il rettore del Santuario della Guardia a Genova, Monsignor Marco Granara, che ha richiamato il messaggio essenziale di Maria: fate quello che vi dirà. Oggi abbiamo fatto diventare la Madonna onnipresente e non è la Madonna del Vangelo. La Madonna del Vangelo è la Madonna delle pochissime parole. Fate quello che Lui vi dirà di fare. Punto. Il mio compito è di per sé finito lì. Poi mi metto dietro e ci sono per tutti, ci sono quando siete in crisi, ci sono quando sembra che si sfasci tutto, ci sono nel cenacolo, ci sono sotto la croce, ma silenziosa. Ci ha invitato ad andare all'essenziale, citando il pane e la fede. Sì, in fondo Gesù ci ha detto queste cose essenziali di farle nel Padre nostro, no? Ci ha chiesto di chiedere il pane per oggi. Nel pane evidentemente non c'è solo la pagnota, non c'è solo lo stomaco, c'è un pezzo di lavoro, c'è un po' di salute, c'è un indirizzo, c'è una parola che quella non ci fa sbagliare indirizzo, questo è essenziale. Poi il suo regno, come la vede lui, la sua volontà, che non ne vuole perdere una, tutto lì. E ci chiede anche alla fine di te che non ci abbandoni quando ci viene voglia invece di vivere in un altro modo. Questa è la tentazione forte di vivere un po' da vigliacchi. No? Qualcuno ha scritto che poche volte nella vita abbiamo la possibilità di essere degli eroi, ma tutti i giorni abbiamo la possibilità di non essere dei vigliacchi. A quell'immagine a cui 100 anni fa il parroco di San Rufino aveva affidato i giovani in partenza per la guerra, oggi si rinnova l'affidamento di ragazzi e famiglie, secondo i 4 verbi indicati dal Papa. Accogliere, accompagnare, discernere e integrare. Questa è la volontà di Dio e io, Chiesa, devo fare quello che farebbe mio padre, che non vuol perdere una famiglia, non vuol perdere una coppia, anche se avessero sbagliato tutto. Questo vale per le coppie dei nostri ragazzi che non si sposano più, che hanno paura, che vedono dei modelli di matrimonio che fanno pensare, allora rimandano senza manco sapere il perché e in fondo ne hanno un rammarico. Però allora il Papa non dice una manica di stupidi, una manica di cretini che non capiscono niente, no, sono i nostri figli e dobbiamo accoglierli, accompagnare, discernere, integrare con un percorso, dice il Papa, di tipo catecumenale anche lungo, che vada oltre il sacramento stesso, di più anni anche. È quello che hanno fatto i primi secoli, 3 anni per fare un catecumenato. Non c'è altra strada se vogliamo fare come ha fatto Gesù, come ha fatto la Chiesa dei primi secoli, che era la Chiesa originaria che ha fatto i cristiani sodi. Altrimenti ci fermiamo a delle espressioni di fede occasionali, una bella predichetta oggi, un'esperienza più o meno emotiva di un pellegrinaggio, quando va bene, è vero, altre volte anche fasullo, e la chiamiamo fede. Non è quella la fede. Longinotto Antonio, Raffo Giovanni. Solo 34 i giovani originari del comune di Levi che persero la vita al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, una realtà storica messa in rilievo dalla ricerca condotta da Giorgio Getto Viarengo. Il numero è superiore a quello sino ad oggi contenuto sulle lapidi e nei monumenti dedicati ai caduti presenti sul territorio comunale. La commemorazione, secondo tradizione, si svolge a conclusione dei festeggiamenti patronali per Nostra Signora della Guardia nella parrocchia di San Rufino, a memoria di un voto fatto dall'arciprete Monsignor Giovanni Croce e dalla comunità locale a Maria, la madre guardiana a cui erano stati affidati i giovani soldati, ma anche chi era rimasto a casa. Il rapporto che c'è stato tra queste persone che facevano una vita semplice, molto povera e di una fatica enorme, perché se tu consideri che Madonna della Guardia vuol dire la Madonna che aiuta chi è di guardia, e chi era di guardia erano delle persone che facevano una vita normale,
non erano armati logicamente, perché la Repubblica non lasciava le armi in mano alle persone, quindi ricevevano la possibilità di avere un'arma alla sera, alla notte, quando era il loro turno di guardia, delle persone che magari la giornata l'avevano passata a lavorare nella fatica dei campi e quindi poi la notte, invece del meritato riposo, se gli capitava il turno erano costretti a stare di guardia. Ma lo stare di guardia voleva dire non potersi addormentare, non avere una casa dove stare, magari erano in un angolo di un muro appoggiati, oppure alla riva del mare, erano in queste famose dette cabanne, che erano delle capannette fatte di legno magari, senza nemmeno da sedersi. Se c'erano in 2 o a volte in 4 era un discorso, ma quando la persona era da sola in una certa zona era il terrore, perché la notte senza la luce, la notte, il buio, per l'uomo è il momento più drammatico dell'esistenza, no? È la paura che è ancestrale, la paura del male, della violenza che viene da esseri che non sai cosa siano. Ecco, questo colpisce molto. Sono cambiate tante cose negli anni. Beh, certamente sono cambiate tantissime cose, anche perché dimmi te oggi se qualcuno mandato a dire tu devi stare a fare la guardia lungo la strada ci andrebbe, no, dice scusate io ho lavorato di giorno, non vado a fare di notte a nome della comunità con la responsabilità di essere condannato se sbagliavi, quindi è cambiato tutto, forse intanto è cambiato anche in meglio, no? In certe cose. Ecco. È rimasta la fede. Ecco, l'importante è che rimanga la fede, ma la fede non è nel simbolo, deve andare al di là, deve andare al valore fondamentale, che noi possiamo credere, ma la Madonna ha tante denominazioni, però è sempre una. Ecco, è sempre quella la figura da tenere presente, che poi sia onorata sotto un titolo o sotto l'altro, dipende proprio dal rapporto dell'umanità con la sua divinità, il territorio come vede la sua divinità, capisci? Il ricordo dei caduti nell'anno del centenario dall'intronizzazione della statua di Maria ha richiamato molte autorità civili e militari. Ringrazio veramente tutte le persone che oggi erano qui, erano tante, a cominciare dai cittadini leivesi, a cominciare dalle autorità di pubblica sicurezza, i carabinieri, la Polizia di Stato, le associazioni combattentistiche reduce, gli alpini, che mi sono sempre cari profondamente nel cuore, i bersaglieri, e veramente tutti questi colleghi sindaci che mi hanno veramente commosso perché hanno dimostrato che questo evento, questa cerimonia che in questo momento viene fatta a Levi però riguarda tutti, perché dobbiamo essere tutti portatori di pace, combattere quella che è stata la vergogna delle guerre, il sacrificio e ricordare il sacrificio di quei ragazzi di 18-20 anni che sono purtroppo morti per difendere la nostra patria, per conquistare la libertà. Quindi sono state tutte quanti interventi veramente degni e che hanno colpito nel cuore, come hai giustamente detto. Tante autorità e hanno anche partecipato con molta attenzione. Sì, ho notato proprio un rispetto e veramente una partecipazione a quello che è stata questa cerimonia, che meritava di essere affrontata in questa maniera, quindi il mio grazie va prima di tutto a Don Franco e a tutti i parrocchiani di San Rufino che hanno con grande dedizione affrontato questi giorni per preparare sia la cerimonia eucaristica e liturgica di ieri, sia questa cerimonia qui più civile, nel rispetto di quello che ho detto prima, che è stato il sacrificio di tanti giovani leivesi. Presente alla cerimonia anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha potuto constatare la passione dei leivesi impegnati nel ricordo e nella collaborazione. Una cerimonia che unisce il ricordo laico di tanti caduti nelle nostre guerre, che vuol dire ragazzi che hanno dato la loro vita per costruire un pezzo di storia di questo paese e quindi anche del nostro futuro, e poi la devozione per la Madonna della Guardia, i 100 anni, e quindi un culto che è profondamente radicato nel nostro territorio. Tutto questo fa quello spirito di comunità che credo che si debba recuperare. Qua a Levi onestamente l'ho trovato ben radicato, profondo, come dimostra la giornata di oggi e anche la cena che si sta svolgendo qua sopra in parrocchia.
Da Levi ci spostiamo a Santa Margherita Ligure. Le comunità parrocchiali cittadine anche quest'anno hanno voluto iniziare l'anno pastorale con la Santa Messa, che è stata celebrata in Piazza del Sole, la prima piazzetta che si incontra arrivando a Santa Margherita Ligure e che si affaccia sul mare. È stata l'occasione per distribuire a tutte le persone che sono intervenute un pieghevole con i principali appuntamenti dell'anno pastorale. Un inizio di anno pastorale in riva al mare, una serata bellissima di fine estate per iniziare appunto le attività delle parrocchie. Perché avete deciso di ripetere questa scelta? Perché è stata un'intuizione dell'anno scorso, nata nei tavoli di lavoro che come parrocchia della città abbiamo vissuto in sintonia con la diocesi, e essendo venuta bene proprio con sorpresa anche l'anno scorso ci è sembrato bello riviverla, e anche questa sera è una cosa molto bella. Un modo per fare comunità con l'inizio del catechismo, delle varie attività. Non è che con l'inizio dell'anno pastorale la vita delle parrocchie si stravolga, ma qual è il tema che avete scelto per quest'anno? Sì, quest'anno abbiamo pensato di appassionarci, come l'anno scorso era verso il bene comune, perché c'erano appunto anche qui tavoli di lavoro che ci hanno messi in moto su questo tema del bene comune. Quest'anno appassionati alla vita interiore, lo slogan scelto è a tu per tu, dove il secondo tu ha la maiuscola, e vorremmo appunto dare anima, spessore e profondità alle tante cose, alle tante attività che viviamo, che continuano, ma che appunto vogliamo sempre più vivere con profondità. Lo scorso anno ha avuto un particolare gradimento da parte delle persone l'esperienza semplice della lettura del Vangelo. Sarà ripetuta anche quest'anno? Certamente, abbiamo pensato di suddividere in 2 anni la lettura continua del Vangelo di Luca, che ci accompagna nel viaggio che Gesù compie verso Gerusalemme, ed è per questo che l'estate prossima come parrocchia anche noi andremo a Gerusalemme. Quindi dunque una vita che si declina in tantissimi appuntamenti, forse però quello che è sempre più bello è fare comunità in maniera semplice. Esatto, questa piazza permette di ritrovarci un po' tutti, grandi e piccoli, delle diverse parrocchie, e questo volantino pieghevole che diamo all'inizio dell'anno, dove sono un po' segnate così le occasioni, no, di ritrovarci, di servire, di pregare, di crescere insieme, sono come il panorama sulla vita, come di una grande famiglia, dove poi ciascuno magari ha i suoi compiti, le sue responsabilità, ma dove in fondo si condivide tutti lo stesso cammino. Monsignor Alberto Tanasini è stato in visita a Francolano, a Casarza Ligure. La comunità intitolata Nostra Signora della Speranza ha ricevuto la visita del Vescovo in occasione della benedizione del nuovo tabernacolo. Nonostante la forte pioggia, la comunità di Francolano si è riunita numerosa nella chiesa di Nostra Signora della Speranza per la benedizione del nuovo tabernacolo. Presente il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini, che ha presieduto la messa invitando i fedeli a coltivare il proprio rapporto con Dio. Noi abbiamo un po' trascurato questo entrare, salutare il Signore, affidarci a Lui. Bene, oggi, inaugurando il tabernacolo, noi dovremmo pensare a questo. C'è il Signore, è qui per me, è qui per nutrirmi della sua grazia, della sua fede. Il vescovo ha anche benedetto il murale L'albero della vita di Roberto Altman, affrescato sulla parete dietro all'altare. Sono 2 cose molto belle. Che la prima, il tabernacolo, doveva essere già lì a progetto, ecco, della Chiesa, mentre l'albero della vita è il completamento di tutta un'opera che ha fatto il pittore maestro Roberto Altman dopo la Via Crucis, il grande murale del battesimo di Gesù al fonte battesimale. La visita del vescovo domenica scorsa preannuncia quella di ottobre in occasione della festa patronale di Nostra Signora della Speranza.
Ricordo anche che il Vescovo sarà presente nella nostra zona pastorale anche per la visita pastorale il prossimo mese di ottobre e che, coincidendo anche con la festa patronale della Madonna della Speranza qui a Francolano, sarà anche presente in questa terza domenica di ottobre, che mi pare sia il 20, a celebrare ancora l'Eucaristia solenne alle ore 11. E ora con le nostre immagini e le nostre interviste vi portiamo a Roma, dove si è recata in trasferta la squadra dei Campioni del Cuore, una rappresentativa composta da diversi politici, amministratori locali del nostro territorio, che ha messo in scena una sfida a calcio contro la rappresentativa dei dipendenti vaticani. È stata l'occasione per portare la solidarietà concreta del nostro territorio, le offerte che sono state raccolte in alcune precedenti iniziative e che andranno a contribuire alla realizzazione di un dormitorio per senza fissa dimora secondo il desiderio del Santo Padre. Inoltre sono stati portati anche alcuni pasti che sono stati distribuiti ai senza tetto romani. Ma la trasferta romana ha avuto un epilogo imprevisto e sicuramente eccezionale, perché prima dell'udienza generale con il Santo Padre in piazza San Pietro c'è stata l'occasione per incontrare il Papa direttamente a tu per tu in un incontro informale e molto cordiale, scandito dalle battute del Santo Padre proprio all'indirizzo dei giocatori dei Campioni del Cuore, ed è stata l'occasione anche per il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, per consegnare un invito ufficiale al Santo Padre a visitare il nostro territorio. Vediamo. Un invito emozionato, formulato anche a nome del Vescovo Alberto Tanasini, a visitare la città di Chiavari, che ha ricevuto la grazia dell'incontro con Giovanni Paolo II nel 1998. Lo ha formulato il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, nel corso di un breve ed informale incontro con il Papa poco prima dell'udienza generale di questa mattina. Il primo cittadino ha ricordato le radici liguri di Papa Francesco. Tutta la famiglia materna e genovese, la paterna. Di Capua ha poi ricordato al Papa le ferite dell'alluvione, la profonda devozione mariana di Chiavari e dell'intero territorio e l'avvio della causa di beatificazione di Don Nando. L'invito è stato consegnato anche in via ufficiale direttamente al Papa. Un invito che ho fatto a nome di tutta la comunità chiavarese, anche a nome di Sua Eccellenza Monsignor Tanasini, anche perché è in corso la causa di beatificazione di Don Nando ed è il nostro territorio, un territorio molto bello ma anche fragile. Abbiamo avuto 2 alluvioni a Chiavari e fortunatamente ci siamo risollevati. C'è anche una grossa devozione, Nostra Signora dell'Orto, Nostra Signora di Montallegro, Madonna di Guadalupe. Per cui io ho chiesto a Papa Francesco se viene a visitare anche i luoghi, il villaggio del ragazzo, il centro Benedetto Acquarone, creati da Don Nando, una figura che merita il giusto rispetto e la causa di beatificazione in corso. Un momento di comunità delle Tiguglie, gli amministratori non solo hanno voluto partecipare a questo incontro a faccia con Sua Santità. Sì, ogni amministratore ha messo da parte le proprie ideologie politiche, le proprie appartenenze a partito, e nel nome della solidarietà e dello sport abbiamo tutti fatto parte di questa spedizione. Abbiamo consegnato 30 sacchetti per i senza tetto che ogni sera dormono a Roma Termini, un assegno di 2.500 euro per le opere caritatevoli del Vaticano, e abbiamo fatto questa partita contro la nazionale del Vaticano, il cui risultato non è andato come speravamo. Conclusione in piazza San Pietro, anche la messa con il Cardinale Comastri, toccante. L'invito è quello di fare sport e farlo nel nome della solidarietà. Fare sport in nome della solidarietà, Papa Francesco ha detto è importante lo sport con l'aspetto amatoriale, ed è stato anche bello leggere il salmo responsoriale all'interno della Basilica di San Pietro, ed è anche nell'omelia del Cardinale Comastri il riferimento a Madre Teresa di Calcutta e aspetti particolari della sua vita molto importanti che testimoniano la sua santità.
L'incontro con Papa Francesco è stato estremamente cordiale. Hanno potuto salutarlo personalmente anche i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, l'assessore regionale Ilaria Cavo, il deputato Luca Pastorino, i consiglieri regionali Vittorio Mazza, Claudio Muzio e Gabriele Pisani, Sandro Giacobbe e ovviamente i sacerdoti della diocesi, Don Luca Sardella, Don Alberto Gastaldi, Don Floranza e Don Andrea Buffoli, oltre al seminarista Tommaso Mazza. Don Buffoli ha consegnato al Papa la maglietta della Virtus Entella, sottolineandone i colori gli stessi dell'Argentina. Nella sua semplicità, proprio perché sembra uno di noi che viene a salutarci, forse questo aiuta anche un po' a rompere il ghiaccio, ma nello stesso tempo mi ha emozionato ancora di più e mi ha reso grato verso di lui. Ecco. Era la prima volta per te che incontravi da vicino il Papa? Sì, gli altri papi no, ma Papa Francesco non l'avevo mai visto così da vicino, quindi è stato un incontro emozionante. C'è stata la possibilità anche di un piccolo scambio di battute. Qual è stato il clima che si è respirato in quel momento? Sì, gli abbiamo consegnato un po' di doni, gli ho consegnato la maglia della nostra Entella ed è incredibile come abbia sempre la battuta pronta, ecco, come sia sempre pronto a dire qualcosa di simpatico, anche segno che nonostante la stanchezza del viaggio era molto presente e ci ha ricordato di noi liguri che siamo tipicamente un po', come ha detto, con il braccino corto, tirchi, e quindi ci ha fatto un po' ridere e ha stemperato ancora di più l'ambiente. È stata un'emozione bellissima, anche perché sono quelle occasioni che capitano una volta nella vita. Quando sei lì davanti vorresti dire tantissime cose, ma poi manca il fiato, manca tutto, una bella emozione. È stato un incontro per certi versi molto semplice, molto spontaneo, forse anche questo è un tratto di Papa Francesco, capace di metterti a tuo agio. Sì, sono quelle cose belle, appunto, una cosa così casuale che sembrava quasi che ci fossimo incontrati per caso. Diciamo che l'emozione un po' scende, ma solo per il semplice fatto che è tutto più tranquillo. L'incontro di oggi è stato il culmine di una 2 giorni vissuta anche nel nome della solidarietà. Qual è stato per te il desiderio del cuore di scendere in campo per questa iniziativa? Allora, innanzitutto la possibilità comunque di poter essere utile alla causa, ovvero la scusa della partita di pallone per poter portare della solidarietà anche così lontano da casa è sempre una cosa che fa piacere. Anche la partita di per sé è stata un'emozione incredibile, perché comunque giochi contro una rappresentativa vaticana che comunque è famosa in tutta Italia, e poi soprattutto anche il gruppo, le amicizie che si sono formate, che continuano anche oggi e spero continueranno anche dopo. Ma l'incontro è stato anche l'occasione per una sottolineatura che riguarda il valore educativo dello sport. Nella squadra del genere c'è una dimensione di gratuità, di amore allo sport, di amore alla bellezza dello sport. Io ti darò soltanto un consiglio: non perdere la amatorialità dello sport. Lo sport, quando perde la amatorialità, si sporca. Lascia crescere quel gioco libero, gioioso dello sport. Grazie alla vostra testimonianza. Una trasferta di tutto il Tigullio, dei sindaci, politici, della società civile per un gesto di solidarietà. Come è nata questa idea? Questa idea è nata perché questa squadra comunque è stata fondata per scopo solidale, quindi è nata perché ogni tanto bisogna uscire un po' anche dalla nostra Liguria, e quindi abbiamo pensato: a Roma ci sono tanti senza tetto, tanti bisognosi, c'è il Vaticano che porta avanti tante iniziative di speranza per chi purtroppo è meno fortunato di noi, e quindi abbiamo scelto questo evento anche perché comunque la rappresentativa del Vaticano è una squadra di tutto rispetto e ci faceva piacere anche misurarci con qualcuno più forte di noi. Prima dell'incontro la consegna al misoniere di Sua Santità di una somma raccolta che verrà destinata ai bisognosi, appunto. Come è nata questa raccolta che ha coinvolto? La raccolta è nata da altre iniziative che abbiamo fatto sul nostro territorio, qualcuno che ha contribuito a livello locale. Ringrazio anche il presidente Gozzi dell'Entella e tutti quelli che hanno contribuito a questa raccolta. Abbiamo consegnato anche al cardinale Krajewski dei pasti che stasera potrà distribuire alla stazione Termini, e quindi abbiamo cercato di completare il più possibile questa serata. Quale desiderio del cuore vi ha spinti qui a Roma per questa iniziativa? Beh, innanzitutto l'iniziativa benefica che gli organizzatori ci hanno proposto, ed è bella, e poi anche la passione per il calcio ci ha spinto a essere stasera in campo.
La passione dell'essere insieme, del fare squadra e poi anche della conoscenza che ormai si è instaurata, perché è la terza partita che facciamo. È una squadra abbastanza mista, nessuno è professionista, ma qualcuno che tira bene in porta c'è. Sì, poi abbiamo dalla nostra San Pietro questa volta, quindi pensiamo di riuscire a vincere. Don Andrea, bisogna venire a Roma per vincere. Sì, bisogna venire a Roma per sperare nel miracolo, quindi semmai poi vireremo le prossime partite su altre mete più appetibili, non lo so, però vediamo, ecco, speriamo di vincerla questa volta. Da chi è formata la vostra compagine? Allora, la nostra compagine è formata da tanti dipendenti di vari enti, dicasteri e amministrazioni collegate con la Santa Sede. Pertanto siamo tutti dipendenti vaticani, per dirla in parole povere. Estrapoliamo dalle varie squadre che concorrono al campionato vaticano, estrapoliamo questi giocatori e formiamo questa rappresentativa con la quale noi facciamo questa cosa a fini di beneficenza. Quando capita l'occasione, ci si presenta l'occasione di poter aiutare qualche fratello meno fortunato di noi, e questo è il nostro scopo. Riusciamo a volte a farlo bene, a volte un po' meno bene, però lo scopo è questo. Voci di corridoio dicono che la vostra squadra è molto forte. Oddio, era forte, adesso l'età si è alzata di molto, l'età media si è alzata di molto, non abbiamo più giocatori giovani, pertanto è diventata un pochettino meno forte, però è forte nello spirito. Mister, chi scende in campo? Ma qui andiamo per grossezza, non andiamo per... dobbiamo un po' anche stare attenti, a parte gli scherzi, sto cercando di buttare giù una formazione del primo tempo, ma bene o male insomma sono meritevoli tutti. C'è tensione, gli avversari come sono? Gli avversari sono agguerriti, sono forti, sono bravi, vincono campionati, quindi insomma voglio dire, dobbiamo anche un po' stare attenti alla formazione avversaria, ma noi più che entrare in campo pregandoli in questo caso di fare i bravi non possiamo fare. Ecco, tutto. I sacerdoti sperano in un intervento dell'alto, almeno a Roma. Anche noi ci speriamo, vediamo se qualcheduno lì dall'alto anche a noi ci dà una mano in questa occasione. Ma guarda, la cosa bella è che siamo qua e che ci stiamo quasi stiamo preparando a questa partita, ci divertiamo, è stato un pretesto per fare una gita, ma soprattutto per stare insieme, per fare un'aggregazione importante dove riusciamo a fare anche un po' di solidarietà. Una delle doti principali, al di là di quello che possono essere le doti calcistiche, è proprio il cuore, la generosità e la voglia di fare qualcosa per chi nella vita purtroppo è meno fortunato. L'assessore Ilaria Cavo questa sera non scende in campo, ma scende con tutto il suo entusiasmo a tifare i campioni del cuore. Tifo per forza per loro, per questa magnifica squadra. Insomma, mi ha fatto piacere essere qui, accompagnare, dare un senso istituzionale a questa bellissima iniziativa che unisce davvero tutti ed è il simbolo di come davvero lo sport abbatte tutto e permette un grande gioco di squadra nel nome della solidarietà. Abbiamo in campo consiglieri, sindaci, consiglieri regionali, insomma di tutti gli schieramenti politici e sono insieme con gioia per fare del bene. L'hanno già fatto con le partite precedenti, credo che sia un grande segnale di quanto lo sport davvero possa unire e fare del bene e quindi era giusto esserci e credo che sia anche un momento che abbia una sua solennità. Poi siamo all'interno del Vaticano, i nostri amministratori, consiglieri che giocano contro la squadra del Vaticano titolare, insomma non si poteva non tifare e davvero si tifa col cuore. Ed è anche bella la compagine che si è venuta a creare per questa occasione, ci sono politici ma anche giornalisti, sacerdoti, un gruppo variegato per certi versi. Sì, abbiamo diversi sacerdoti, ringrazio ovviamente anche loro, però diciamo che in campo ci sono persone che partite facili non hanno mai giocato e ne hanno sempre giocato di difficile, questo credo che dia il valore aggiunto. Poi c'è Sandro Giacobbe che insomma ci ha messo l'anima in tutta questa beneficenza di questo anno ed è qui a fare il mister e vedo che sta affinando la formazione, poi ci sono le divise, insomma c'è
c'è una bellissima atmosfera, adesso bisogna soltanto vincere, perché va bene tifare, poi insomma vince la solidarietà comunque, però il tifo per la nostra squadra la dobbiamo fare per forza. E poi ci hanno detto insomma che anche il Santo Padre si aspetta che vinciamo e quindi dobbiamo farcela. Un'iniziativa per certi versi molto originale, molto simpatica, che ha l'obiettivo di tenere aperto il cuore alla carità. Come verranno destinate queste somme? Iniziativa simpatica non solo per quello gruppo che vince, perché qui saranno tanti vincitori, anche i nostri senza tetto, perché questa offerta che mi hanno consegnato andrà direttamente per le spese del dormitorio, nuovo dormitorio che fra poco sarà aperto dall'iniziativa di Santo Padre. E saranno distribuiti questi soldi secondo il Vangelo, cioè con la logica del Vangelo, che serviranno direttamente alle persone, vanno direttamente, non a una fondazione, non a un gruppo che deve pensare cosa fare, un aiuto come vuole Santo Padre che va direttamente alle famiglie, alle persone che stanno in difficoltà. Ecco, questa struttura concretamente dove sorgerà? Questa è ancora una sorpresa, non possiamo dire, stiamo preparando, già c'è un dormitorio a Via Penitenzieri vicino la chiesa di Santo Spirito in Sassia, ma fra poco penso che per la giornata mondiale del povero possiamo consegnare al Santo Padre e lui può dire a tutti di questa nuova iniziativa per Gesù stesso. Come cristiani quale attenzione perché il cuore sia sempre aperto nei confronti del povero e della carità? Santo Padre una volta mi ha detto che prima si apre il cuore, poi subito il portafoglio. Ecco, qui abbiamo questo caso che il cuore, quelli che sono venuti a Roma, è già aperto. Adesso vogliono condividere i doni che hanno ricevuto da Dio attraverso la fatica quotidiana del lavoro e vogliono adesso passare agli altri che non sono stati così fortunati come noi. Allora una cosa bella è proprio del Vangelo. Cicagna si appresta a vivere un momento di festa speciale in occasione della solennità di Nostra Signora dei Miracoli. Ricordiamo gli appuntamenti principali. Sabato 14 settembre alle 16 l'offerta dei fiori e l'affidamento dei bambini a Maria. La festa sarà celebrata poi nella giornata di domenica alle 10:30 con la Santa Messa presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova. Durante la celebrazione verrà incoronata l'immagine di Maria e del bambino. Nella giornata successiva di lunedì 16 settembre alle 10:30 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini e sarà concelebrata dai sacerdoti del Vicariato e dai sacerdoti originari di Cicagna. Ricordiamo inoltre che alla sera di lunedì alle 20:30 si terrà il canto dei Vespri e la processione. Al rientro la riflessione sarà tenuta da Monsignor Marco Granara. Momento di festa speciale anche per la parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari, che domenica accoglie il nuovo parroco Don Alberto Gastaldi. La Santa Messa alle 15 con l'ingresso del sacerdote sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Sono molte le comunità della nostra diocesi in festa in occasione della memoria liturgica della esaltazione della Santa Croce. In particolare a Borzonasca, in occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso, ricordiamo sabato 14 settembre la celebrazione penitenziale che avrà inizio alle 15 e alle 18:30 la Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo diocesano. Ricordiamo inoltre domenica 15 settembre alle 11:15 la Santa Messa solenne. Nella zona pastorale di San Salvatore, festa dell'esaltazione della Santa Croce, sabato 14 settembre alle 17:45 nella chiesa di San Salvatore il Vecchio la conferenza dell'architetto Osvaldo Garbarino, che affronterà il tema della reliquia della vera croce alla luce delle recenti ricerche sull'archeologia del Santo Sepolcro. Alle 19 la celebrazione della Santa Messa nella Basilica dei Fieschi. Nella comunità parrocchiale di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, in occasione della solennità del Santo Cristo, sabato 14 settembre i primi vespri alle 21. Domenica 15 settembre la
Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Alberto Tanasini a partire dalle 11. In serata alle 21 il canto dei secondi vespri e la benedizione eucaristica. In festa anche la comunità di Nostra Signora del Ponte a Lavagna, che celebra la patrona sabato 14 settembre con la Santa Messa delle 18. Domenica 15 settembre, giorno della festa, alle 8 la messa celebrata dall'abate Don Stefano Libini, alle 11 la messa solenne celebrata dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. Ricordiamo inoltre alle 19 la Santa Messa presieduta da Don Stefano Giupponi, arciprete eletto di Moneglia. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.